campo. Non so se sarà poi Gianmartini vicino a prendersi la finale di domani. Puljanovic con la spalla mette in fallo laterale, no, anzi corner, pronto a batterlo Zuccollo. Lo scambio con Gianmartini, ancora una deviazione, questa volta di Puljanovic, ancora un calcio d'angolo con Zuccollo, pronto a giocare nuovamente dietro per Lorenzato. Si centra Lorenzato, si perde anche per un attimo il pallone, lo scarica per Gianmartini che cerca di andare via sul corsia di destra, viene spinto a terra da Esper, il numero 10, maglia numero 10 per lui. Indica Petrovic, Majstorovic, lo scambio ancora per Slivic che indica Petrovic, Majstorovic, lo scambio ancora per Slivic che calcia però un destro che termina abbondantemente alto sopra la traversa di Luca Borsato. Lorenzato va sul fondo, scarica su Petrovic che respinge, ancora in possesso il Città di Malo che lo perde però. Hanno già chiamato il time out quelli del Città di Malo. Avevano cercato di richiamarlo, ma giustamente il direttore di gara ha fatto segno ai componenti della panchina maladense che il time out di sospensione, il minuto di sospensione è già stato chiamato da loro. Ne ha ancora uno a disposizione del mister pallone oltre la linea nera che delimita la bellissima Belmonte Arena. Ricordiamo, grazie all'impegno del team Giorgione, teatro di questa prima giornata, si sono giocate semifinali nel pomeriggio l'Under 15 con la finalissima che domani vedrà in campo Mestre Fenice, prima al termine del girone Elite contro contro la Marca Futsal Montebelluna. Hanno eliminato rispettivamente, qui rivediamo il fallo, hanno eliminato rispettivamente il Bissuola, campione d'Italia, probabilmente ma non ancora sicuro certo del sicuro, certezzo, il Velo che sta vincendo 3-0, altissimo, in corsa, impreciso il suo tiro, intanto rientra Gobbo al posto di Lorenzato, autore di 2 gol, il 10 Granata, portacolori del Velo, palla lunga per Zuccollo che va a calciare un sinistro di prima intenzione, fuori di un nulla. Petrovic recupera il pallone a fondo campo e fa ripartire l'azione dei suoi, invitando i compagni a rientrare. Portiere di movimento intanto con Majstorovic che si mette la maglia grigia del portiere con il buco per segnalare il numero sulle sue spalle, il 7 per Igor Majstorovic. Malo che ci prova con l'uomo in più ma senza utilizzare Nicola Petrovic, stanco, qualche problemino prima, probabilmente sorta di inizio di crampi. Esper il tiro intanto che si spegne sul fondo, resta in campo Majstorovic che ora torna tra i pali a fungere da portiere. Di testa Zuccollo prolunga proprio per Majstorovic che prolunga avanti ma ha perso Esper che viene però anticipato da Fondasa e poi il tiro che si insacca a porta vuota per il 4-0 di Dennis Gobbo. Lo vedete lì inquadrato dal primo piano delle telecamere di Futsal Veneto TV che assieme a Roblox vi raccontano questa sfida. Nel replay abbiamo visto il pallone gonfiare la rete sguarnita, il pallone da cambiare secondo Sassaninic. Il direttore di gara sceglie quello per far ripartire il gioco. Sconsolati ovviamente sulla panchina del Città di Malo i giocatori in maglia blu che ci provano ancora con Majstorovic, priorità di movimento che supera la linea di metacampo, serve per Girardello che scarica, trova però l'opposizione di un avversario. Zuccollo non tiene il pallone in possesso per i suoi, Puljanovic è la meglio. Meno di 10 minuti alla fine, qualche problemino con il cronometro purtroppo, ma
è eloquente il risultato che vede il 4-0. Intanto Sasha Ninic spara ancora contro un giocatore avversario, palla che termina in fallo laterale. Diamo un po' respiro anche le orecchie, ma questa cuffia stanotte andrò a letto che mi sembra di avere una cuffia in cui intanto il 5, la cinquina servita da Gobbo, Dennis Gobbo, che si prende il pallone nella propria metà campo, avanza di qualche passo e poi destro preciso che si insacca in rete. Partita spianata e Città di Malo che possono fare i conti ora con il pallottoliere, cercando di mettere un gol, ma attenzione perché arriva ancora il gol, il tris di Dennis Gobbo, tripletta personale per il numero 11, un pallone recuperato da Andrea Zuccollo che invita il numero 11 sulla corsia laterale di destra, che va a trovare la porta vuota e lo rivediamo nel replay, un pallone che si insacca in fondo alla rete. Iniziano anche ad abbandonare i tifosi qui della Belbotea Arena. Partita segnata, ormai scritta, cinquina che è una sestina. Tabellone luminoso della Belbotea Arena indica appunto il 6-0 per il velo sul Città di Malo, con la tripletta in rapida successione di Dennis Gobbo. Palla fuori intanto, contenuta in campo e mister Schiro chiama il time out a sua disposizione, va ad indicare testa ai giocatori. Sotto impressione il risultato, da correggere però il velo perché è avanti 6-0, non 5. Chiedo allora agli amici della regia di andare a cambiare il parziale nella grafica. Qualche problemino purtroppo di connessione ha dato un po' di fastidio in questo secondo tempo, ma prontamente Veneto Futsal TV e Roblox hanno ristabilito, eccolo qua intanto con la grafica, hanno ristabilito il tutto nel migliore dei modi. Manca purtroppo il tempo perché causa appunto la connessione che è andata a farsi un giro magari da San Martin a prendersi la pizzetta che in modo tanto agognato speriamo di trovare tra qualche minuto anche noi. Qui intanto velo con Castignero che va a trovare anche la gioia del gol personale. Enrico Castignero segna il 7-0, un contropiede, rientra intanto in campo Petrovic tra i pali, ormai partita segnata. Majstorovic prolunga per Ninic che cerca di mettere in mezzo un pallone, c'è però la deviazione di Davide Fondase. 5 minuti, poco meno, facendo velocemente i conti per questa partita, con Puljanovic che scarica potente ma Gobbo, protagonista contragol, devia in corner, già battuto, palla ancora respinta da Gobbo sul tiro ancora di Puljanovic. Majstorovic dietro per Petrovic che lancia lungo con il corpo, Puljanovic però non tiene in campo, già battuto il laterale, palla per Capitan Lezza, tornato in campo, lo scarico con Gobbo che gira, poi viene colpito da Puljanovic che viene invitato a mantenere la calma. Un fallo inutile, quello del 14, Puljanovic che ha aperto un po' il gomito. Ninic va a rialzare l'avversario, colpito al costato, fuori Gobbo a respirare, rientra Fabio Menara, ma la partita ormai è terminata. Tra l'altro è il quinto fallo del Città di Malo che, se non fosse per i 7 gol, potrebbe rischiare, ma al prossimo sarà tiro libero. Palla lunga con Majstorovic che recupera
Esper ancora dietro per Majstorovic che si rifugia del suo portiere Nikola Petrovic, che scambia destra verso Esper che non può dare al portiere Majstorovic, la finta, lo scambio con Sasha Ninic va via Fabio Menara, il tiro di Puljanovic ancora ribattuto dalla sempre attenta difesa del Velo, corner con Esper che spara sulla testa però di Capitan Lezza. Può uscire allora con Menara il Velo, lo scambio con Fondase, Castignero riceve ancora il pallone, lo scambio con Capitan Lezza, Ninic cerca di servire, lo fa, serve, intanto arrivano 2 minuti di recupero, dunque si giocherà fino al 32esimo, si recuperano i minuti di sospensioni chiamati dai due tecnici. Tanto palla col contropiede, palla si fa vedere anche Capitano Lezza, il palo e poi sulla respinta proprio del palo del tiro precedente Fabio Menara porta sull'8 volante, fa salire sull'8 volante il Velo. 8-0, rivediamo il replay, tutto solo Menara scarica un destro che si infrange sul palo, poi però sulla ribattuta Menara mette dentro la porta vuota. Nel frattempo intanto è entrato anche Massimo Di Domenico con la maglia numero 5 per questo ultimo minuto e mezzo di gioco, vedremo se avrà anche la possibilità di toccare il pallone. Ninic intanto si infrange il suo tiro sul solido Enrico Castignero, anche lui è segno tra l'altro negli 8 gol della formazione del Velo di mister Giorgio Schiro. Palla dietro per Majstorovic, la finta di Majstorovic, prova sposta per Puljanovic che non trova lo specchio di porta e arriva il triplice fischio con l'esultanza della panchina del Velo che continua la sua kermesse di Coppa Endas di Vicenza con un rotondissimo 8-0, un risultato che non lascia reclami ai giocatori della città di Malo, sconsolati. E allora, appuntamento domani alle 16:30 la finalissima regionale Under 15 tra Mestre Fenice e Marca Futsal a Montebelluna, in palio oltre al titolo regionale anche il pass per il tabellone scudetto nazionale. Poi a seguire la finalissima di Coppa Vicenza Endas con il Velo che ha appena vinto 8-0 sul Città di Malo, che raggiunge e troverà sulla sua strada invece il Real Mantovano. Da Stefano Testoni l'augurio a Giulio Cosero per la sfida di domani che vi racconterà come sempre qui in diretta live su Futsal Veneto TV con le immagini di Futsal Veneto TV e di Roploz. Stefano Testoni vi dà la buonanotte e vi dà magari appuntamento al San Martin per la pizza pagata da Michele Di Giambattista. Buonanotte e sempre viva il futsal!